Michele Chinello, 51 anni, di Monselice, e Carlo Gomiero, 30 anni, di Villafranca Padovana, hanno perso la vita sul Sas Maor, sulle palle di San Martino. Sono caduti per alcune centinaia di metri mentre procedevano in cordata sulla via Scalet-Biasin. Le cause della caduta fatale sono ancora da accertare. Il loro mancato rientro era stato segnalato verso le 20:30 di ieri dal gestore del rifugio Velo della Madonna, dove i due avrebbero dovuto trascorrere la notte. Il ritrovamento è avvenuto verso le 7 di oggi da parte dell'equipaggio dell'Edi Soccorso. Michele Chinello era componente del Soccorso Alpino di Padova e infermiere al SUEM. Michele era prima di tutto una persona squisita, sempre disponibile con tutti e un fortissimo alpinista. Era da una quindicina d'anni dentro la stazione del Soccorso Alpino di Padova, era tecnico di elisoccorso e per un po' di anni ha turnato nell'elisoccorso di Verona e si occupava di seguire tutta la formazione dei volontari del Soccorso Alpino di Padova, per cui per noi era assolutamente un riferimento sia per i nuovi che anche per coloro che da più anni erano dentro. Chinello era nel Soccorso Alpino da 15 anni, era sposato, non aveva figli. Carlo Gomiero, originario di Villafranca Padovana, era componente del direttivo del CAI di Padova e cuoco presso il rifugio Velo della Madonna. Due persone di esperienza, quindi. Di sicuro quello che sappiamo è che sono caduti entrambi, ma le motivazioni sono sconosciute per il momento.